Stiamo finendo questa attività, ovviamente seguiamo anche nelle cure, i dispositivi da giorni vengono forniti, perché da giorni, non dall'inizio, perché all'inizio abbiamo anche addirittura mandato, ad esempio, le mascherine che sono arrivate dalla protezione civile o quelle che abbiamo realizzato, abbiamo mandato tutto quello che avevamo perché non avevamo forniture. Adesso siamo in una condizione nella quale forniamo alle ULSS più o meno 250.000, 300.000 dispositivi al giorno. Adesso c'è offerta di materiale, a differenza di 10 giorni fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, che era impossibile, si pagava a peso d'oro anche una mascherina chirurgica. Oggi se trovate qualcuno in giro che dice che le mascherine chirurgiche non ci sono, vuol dire che non le ha comprate, punto. Noi ne abbiamo comprati 13 milioni e mezzo di mascherine. Guardate, no, queste sono le altre. Comunque potete scrivere con tranquillità che 13 milioni e mezzo le abbiamo comprate. Abbiamo una partita di FP2 che arriva, che sono 2 milioni di mascherine. Stiamo comprando e abbiamo comprato le FP3, insomma stiamo andando a regime. Tanto è vero che tutte le mattine inviamo il fabbisogno più un tot per ogni ULSS da dedicare ai centri servizi e ovviamente alle case di riposo. Qualcuno l'altro giorno si è, come si può dire, forse ha mal interpretato le mie parole quando ho detto ma non siamo noi quelli che dovrebbero dare le mascherine. No, noi le diamo le mascherine, le diamo alle case di riposo, le diamo ai medici di base, le diamo a tutti quelli che le chiedono se ce le abbiamo. Ma ho semplicemente detto non è che siamo noi in tempo di pace che dobbiamo preoccuparci del magazzino di una casa di riposo o di qualcun altro. Adesso c'è emergenza, facciamo in modo di dare questa copertura, però vorrei che non passasse il concetto che è un obbligo di legge, lo facciamo volentieri, non voglio essere mal interpretato, ma siccome ho letto qualche commento, la regione non mi dà le mascherine, la regione se ce le ha te le dà volentieri, se non le trova neanche lei, le mascherine non te le dà, cioè non è che funziona, vai avanti te che a me non viene da ridere. Per cui dico adesso ci sono, le stiamo distribuendo, prima non c'erano, noi abbiamo avuto i nostri dipendenti che usavano per più giornate la stessa mascherina chirurgica. Abbiamo dipendenti che non cambiavano la mascherina FP2 o FP3 all'interno delle terapie intensive dove il virus gira come nella Formula 1. Cioè questa è la situazione nella quale ci siamo trovati a lavorare. Adesso si va verso una normalizzazione che è normalizzazione per tutti. Ci tenevo a dirlo perché non vorrei mai che qualcuno pensasse che avevamo i magazzini pieni e non davamo mascherine a chi ne aveva bisogno, perché sarebbe delinquenziale una roba del genere, ve lo dico io, sarebbe delinquenziale. Purtroppo mascherine saranno la grande massa in arrivo questa settimana, ce ne sono arrivate la scorsa settimana, per cui adesso siamo in grado anche di distribuire, punto. E la preoccupazione sulle case di riposo è tanta, è alta, voi sapete che abbiamo avuto una quarantina di decessi, che non vanno sommati a quelli che io ogni giorno vi do, perché i decessi delle case di riposo hanno ovviamente una contabilità a parte. Noi parliamo di decessi in ospedale, quelli che avvengono in ospedale. Cioè, hanno avuto una quarantina di decessi, il candidato tipo di questo virus è una persona anziana, pluripatologica, cronica, che ha diverse patologie, in casa di riposo trova tutte queste caratteristiche. Nelle case di riposo c'è anche da aggiungere che abbiamo anche il grande tema degli operatori che si sono infettati, degli operatori che sono positivi e anche loro poveri in virtù del fatto che non avevano dispositivi, perché poi bisogna dire fino in fondo come stanno le cose. E abbiamo parlato questa mattina anche con l'università, ci aveva fatto un incontro con il professor Rizzuto e anche il professor Rizzuto, il magnifico rettore che era accompagnato dal professor Meridiano, presidente della scuola di medicina. Anche loro hanno espresso ovviamente la volontà di esserci a fianco su questa partita e ovviamente per l'attività da farsi nelle case di riposo. Per quanto riguarda le modalità, vi dicevo, la separazione tra positivi e negativi è fondamentale, per cui dove è possibile farla la si fa in loco, dove non è possibile farla bisognerà eventualmente predisporre lo spostamento della quota minoritaria tra i positivi e i negativi. Se 50 positivi e 5 negativi, mi sembra logico che quella casa di riposo diventa un Covid center per le case di riposo per i positivi, perché i 5 negativi li porteremo da qualche altra parte.
Questa mattina abbiamo chiuso, sempre per restare in tema, il piano di sanità pubblica nuovo, al quale stavamo lavorando già da giorni, che non parla solo di case di riposo, parla un po' di tutte, rimette in asse tutte le attività da farsi in virtù delle nuove direttive, in virtù delle nuove conoscenze che abbiamo. Voi avete capito, questo è un percorso che facciamo. Un giorno ho detto, guardate, è come andare in una giungla col macete per aprire un percorso nuovo, perché questo è il coronavirus. Pensate solo che questa mattina il professor Galli, che è un luminare, dava i consigli per la convivenza in casa con un positivo. E lui diceva, guardate, bisogna vivere intanto tutti con la mascherina, se c'è un positivo in casa, avere norme igieniche estreme e poi avere possibilmente, se c'è la possibilità, avere addirittura servizi igienici separati, uno da dedicare al positivo. E giustamente è stata posta la questione, e chi ha un solo bagno in casa, diceva, guardate, oltre all'igiene estrema e quando il bagno viene usato bisogna abbassare velocemente il coperchio del water, tirare l'acqua e disinfettare. E attenzione, ha detto, perché anche l'aerosol fecale, non so che stia a spiegarvi che cos'è, anche quello veicola virus. Cioè questa è la bestia con la quale abbiamo a che fare. Voi capite che è un mondo che è cambiato rispetto alle normali pratiche, per cui alla luce di tutti questi aspetti vi anticipo già che nel piano di sanità pubblica è previsto che entro il 5° giorno facciamo un test a tutti coloro che sono a casa malati, quindi viene modificata la linea e anche codificata meglio. Si fanno ovviamente tutta una serie di attività e questo in virtù del fatto che c'è questa novità che adesso siamo anche autorizzati a fare le infusioni di idrossiclorochina a domicilio. Questo per partire nelle prime fasi direttamente del malato e accompagnarlo e evitare l'ospedalizzazione per quanto sia possibile. Poi dopo nel pomeriggio, adesso lo stampiamo il piano perché ormai conclude il pomeriggio, ve lo diamo così vedete un po' tutte le attività, comprese le case di riposo che sono dentro, sono citate, e c'è tutto quello che diamo come indicazione ai nostri operatori, compresa la task force e tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo parlato con i direttori generali, in particolar modo, dopo lascio la parola anche all'assessore Lanzarini, abbiamo parlato dei direttori generali anche qui di case di riposo, l'indicazione che abbiamo dato di fare un ulteriore colloquio con i responsabili, questo è fondamentale, e assolutamente essere performanti al massimo, perché noi qui stiamo parlando di salvare la vita ai nostri nonni, in condizioni non facili, perché se avessimo avuto presidi e indicazioni diverse, guardate, la verità sapete qual è? Che se il virus, se potessimo riavvolgere il nastro e ripartissimo da zero, penso che la vera azione da fare, e il consiglio che darei io a chiunque, la vera azione da fare in arrivo con un virus cattivo come questo è quello, ammesso non concesso che si riesca a fare, è quello di isolare tutti gli over 70. Questa è l'operazione da fare. Difficile, perché deve avere alberghi, utilizzare strutture, mettere in camere singole e isolare gli over 70. Questa è l'azione da fare. Un'azione purtroppo che non è stata fatta per un semplice motivo che le indicazioni non erano queste, noi ci siamo rifatti anche le linee guida. Cerchiamo di recuperare il tempo perso, perché se avessimo avuto tante indicazioni oggi non staremmo qui a perdere tempo con tante altre robe che abbiamo fatto inutilmente. Vi dico solo che fino a una settimana fa l'indicazione era quella di dire che la mascherina la deve utilizzare il sintomatico. Quante volte avete sentito questa frase? Mascherina da usare tutti. E quando noi ci siamo messi a stimolare questa produzione di mascherine, qualcuno diceva, ma cos'è un'operazione di marketing? No, è l'unico sistema per dare uno straccio di mascherina a chiunque e fargliela avere, perché vorrei anche ricordare che ci vuole un po' di memoria storica. Fino a 10-15 giorni fa c'era panico sul tema delle mascherine. Lo dicevo ieri con l'assessore Bottacini che è qui, noi le abbiamo comprate su Amazon 10 giorni fa, ci sono arrivate 2 giorni fa. Proprio per fare una prova, per capire se ce n'erano quantomeno in rete, perché tutti dicevano che c'era. Ecco, se riusciti a trovarle, adesso l'appello che faccio io, ne faccio uno, ai supermercati, alle farmacie,
Adesso uno della Zaia deve farsi i cazzi suoi, no, io mi faccio i cavoli miei, però sta roba la dico. Io vedo che sul mercato a noi ne offrono vagonate di mascherine chirurgiche, in questo momento ce le stanno offrendo. La preghiera che faccio agli operatori, mettetevi assieme perché è vero, sono quantità grosse, compratele e mettetele in vendita nei banchi dei supermercati, nelle farmacie, perché adesso che, guardate, a me arriveranno, vi do la mia parola d'onore, almeno una decina di offerte al giorno. Parlo della chirurgica. Quindi in questa fase bisogna fare in modo che i cittadini le trovino ad acquistare, cioè è un acquisto che lo si fa, insomma, le mascherine chirurgiche le offrono a noi, i prezzi che ci offrono sono dai 55 centesimi, la cinese di OCG, cioè che parla ancora cinese, a quella diciamo più occidentale che viene a costare 88 centesimi, €1 quelle proprio fatte in casa, made in Veneto da un'azienda veneta, questo è il range. Quindi uno se si compra 10 mascherine sa che ha tutta la sua autonomia per riuscire ad andare in giro o quant'altro. Sto parlando delle chirurgiche. Quindi l'auspicio è che si possa fare in modo che le forniture arrivino ai grandi distributori dei centri di vendita, e oggi i centri di vendita sono i supermercati e le farmacie, in maniera tale che i cittadini comincino a poter approvvigionarsi di mascherine, perché è fondamentale. Noi ne abbiamo, le diamo, però fino a lì arriviamo, dobbiamo anche pensare ai nostri 50.000 dipendenti e ai 30.000 degenti, oltre ai dipendenti delle case di riposo. Per cui io penso, sento molti cittadini che dicono se le trovassi in vendita le comprerei. 400 milioni di euro di aiuti per le famiglie in difficoltà li ha stanziati il governo, li distribuiranno i comuni. Siamo al telefono con Maria Rosa Pavanello, vicepresidente dell'Anci Veneto, ma anche sindaco di Mirano. Signor sindaco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Per capire un attimino se si è già capito quanti saranno questi milioni che raggiungeranno il Veneto e poi l'esempio anche del suo comune stesso. C'è già una valutazione, un calcolo? Sì, sono già arrivate le tabelle. Per il mio comune sono circa 144.000 euro. Per il comune di Treviso poco più di 400.000. Tanto per farle alcuni esempi, ecco, ma ci sono già le tabelle, se vuole le prendo e le faccio. No, appunto era per un esempio così complessivo, per capire come base e capire soprattutto, innanzitutto, c'è stata una prima critica anche iniziale a questo intervento del governo. Per quale motivo avete avuto qualche dubbio rispetto al provvedimento? Intanto, inizialmente non si capiva bene la quantità e sembravano somme anche molto esigue, in realtà non lo sono. Adesso il nostro obiettivo è quello di capire se è possibile anche ampliare le possibilità di utilizzo, perché ogni territorio ha le proprie peculiarità e non è detto che ad esempio che tutte queste somme servano per acquistare la spesa e beni di prima necessità. Potrebbe anche essere che ci sono anche altre esigenze, ecco. E quindi bisogna un po' capire che margini di spazio abbiamo di magari specificare le possibilità di utilizzo. Dipende molto da com'è il territorio di un comune, perché se il comune è in prevalenza lavoratori dipendenti, lavoratori pubblici e non ha tantissime attività in proprio, ditte, piccoli negozi, probabilmente non c'è neanche tutta questa necessità. Ecco, bisogna un po' capire anche come aiutare, ci chiedevamo noi, tipo per i contributi per le rette degli asili nido, perché in alcuni casi stanno arrivando le rette intere, pur non avendo avuto il servizio. Noi ci troviamo in difficoltà sia a dare i soldi alle famiglie che dare i soldi però ai soggetti che gestiscono l'asilo nido, perché comunque dei costi ci sono e in questo momento non stanno usufruendo di altro tipo di aiuti. E quindi volevamo un po' tentare di ampliare la possibilità di utilizzo, stiamo valutando questo, se sarà possibile. Ecco, un paio di mesi fa, che a questo punto sembra davvero un'era geologica fa, i vostri incontri con appunto dell'Anci chiedevano soldi che i comuni avanzavano sostanzialmente. Ecco, sì. Questi soldi, diciamo, che rappresentano forme di intervento ulteriore che voi attendete, cioè sono
contributi nuovi questi che devono arrivare? Questi sono 400 milioni, sono contributi nuovi, Sì. però hanno una destinazione molto vincolata, Sì. nel senso che per il momento è chiaro che servono per i beni di prima necessità e da una prima analisi si possono far rientrare gli acquisti dei beni per mangiare e quindi i cosiddetti buoni spesa, probabilmente quasi certamente le bollette, però poi ad esempio possono servire per pagare gli affitti. Questo lo stiamo cercando di capire, se possiamo far rientrare anche questa forma. Nel senso che i soldi che mesi fa chiedevamo erano anche, come dire, di poterli utilizzare nell'autonomia che dovrebbe aspettare i comuni. In questo caso hanno una destinazione molto molto stretta. È un provvedimento fatto molto in fretta, è stato detto dal Presidente De Caro, per i primi 15 giorni in cui non sono ancora operativi gli altri strumenti per aiutare i liberi professionisti, le ditte individuali e tutte le imprese che non possono lavorare e non hanno ancora potuto avere gli strumenti di aiuto tipo cassa integrazione o contributi straordinari. Ecco. Come sindaci, in questo primo mese di prima linea davvero che state affrontando, vi sentite ascoltati a sufficienza? Allora, noi siamo sempre pronti a lavorare e siamo in primissima linea, come ha ben detto lei, e non siamo certo noi che facciamo polemiche. Magari qualche volta ci sarebbe piaciuto saperlo un attimo in più, qualche provvedimento perché venissero anche ascoltate magari le nostre indicazioni. Abbiamo saputo sempre tardissimo di tutti i decreti, al massimo sono state contattate le regioni, ma qualche ora prima, insomma è sempre stato tutto un rincorsi di provvedimenti molto impattanti che noi però abbiamo dovuto applicare, abbiamo dovuto spiegare ai cittadini, abbiamo dovuto rispondere a decine e decine di domande e continuiamo a rispondere a decine e decine di domande. Qui siamo in primissima linea, sempre. Questo non so se da subito si è compreso. Siamo anche quelli che riescono a intervenire con una certa velocità e quindi il provvedimento di questa ordinanza di protezione civile era proprio per evitare disordini di tipo sociale che sembravano nascere già nei comuni del sud dove la gente era priva di soldi per comprarsi da mangiare. Abbiamo visto assalti ai supermercati, abbiamo visto delle scene anche di riprese di persone che andavano alle banche e non ottenevano prestiti. Ecco. Credo che sia stato un intervento per evitare disordini sociali, però varia molto da territorio a territorio. Ecco. Le chiedo un'ultima valutazione, o meglio anche qualche indicazione, se è possibile sapere prossimamente allora come e quando potrebbe iniziare questa distribuzione. Guardi, noi abbiamo già fatto una prima riunione oggi come ufficio di Presidenza ANGI, poi nel primo pomeriggio il Presidente Conte deve collegarsi insieme a tutti anche i Presidenti delle province e con il Comitato di crisi della Regione e provare a fare alcune proposte su criteri di utilizzo intanto in quello che è permesso e poi capire se possiamo anche ampliare l'utilizzo di questi fondi. Ecco, cercheremo di dare delle indicazioni e delle linee generali a tutti i comuni in modo che non ci siano differenze tra territori e territori. È questione tra oggi e domani mattina, insomma, che stiamo approntando le prime linee per dare un supporto e soprattutto per far sì che non ci siano appunto differenze tra territori e territori rispetto a situazioni uguali. Grazie Maria Rosa Pavanello, buona giornata. A voi, grazie, buona giornata. Diamo il buongiorno a un giornalista da sempre attento sulle colonne del Gazzettino alla cronaca nera, scrittore, autore di libri altrettanto legati alla criminalità organizzata come Profondo Nord-Est, Doppio gioco criminale nel nido delle gazze ladre, alcuni dei suoi ultimi libri, ma da qualche tempo anche presidente del Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata. Buongiorno Maurizio Dianese. Buongiorno. Ben trovato, l'occasione per pensare un attimino a questa emergenza coronavirus vista dall'ottica della criminalità organizzata. Si dice tutti a casa o quasi, ci sono pochi movimenti, ma in realtà può star ferma la criminalità organizzata?
No, ovviamente no. In questi 2 giorni ho visto lanciare allarmi da parte per esempio di Pignatone, il quale dice che bisogna cominciare ad alzare le antenne. Credo che succeda con questa crisi quello che è già successo nel 2008 con la crisi Lehman Brothers, cioè quando è scoppiato tutto e la criminalità organizzata era l'unica che aveva un sacco di soldi a disposizione e quindi era pronta ad infiltrarsi. Credo che loro siano pronti per fare esattamente la stessa cosa, cioè qui cosa succederà con questa crisi? Partiranno appalti pubblici, ci saranno un sacco di soldi, ci saranno un sacco di movimenti nel mondo imprenditoriale e loro sono pronti. Mettiamo così, dopo il 2008 cosa è successo qua a Nord-Est? Dopo il 2008 è successo che le banche erano in crisi e quindi facevano molta fatica a prestare soldi e invece la criminalità organizzata aveva un sacco di liquidità e quindi gli imprenditori sono stati costretti a rivolgersi alla criminalità organizzata che non sempre fa prestiti a strozzo, il più delle volte fa dei prestiti per infiltrarsi all'interno dell'azienda e quindi per diventarne di fatto in qualche modo proprietaria. Ed è esattamente quello che è avvenuto nel Nord-Est negli ultimi 10 anni. Noi abbiamo in questo periodo un sacco di inchieste giudiziarie che dimostrano proprio la penetrazione, la capacità di infiltrazione della criminalità organizzata. Teniamo presente che l'Università di Padova stima che ci siano 400 aziende di medie e grosse dimensioni che sono infiltrate e dobbiamo anche tenere presente che non serve una infiltrazione massiccia, cioè non serve che prendano in mano interi settori produttivi, loro si infiltrano anche in una sola azienda e fanno in modo di drogare l'economia di quel settore, perché ovviamente non hanno burocrazia, non hanno problemi di rispondere a nessuno, prestano i soldi e decidono che cosa fare di quell'azienda. Io mi aspetto, insomma, tutti quelli che studiano questa roba, dai magistrati, ai poliziotti, ci aspettiamo esattamente questo. Quindi in questi 12 anni inchieste, come dicevi, sono partite, ma possiamo dire anticorpi se ne sono trovati in qualche modo o siete ancora in una fase di azione per la ricerca di queste infiltrazioni? Beh, qui apriamo un capitolo infinito sul fatto che noi al nord abbiamo meno gli anticorpi. Dal punto di vista culturale non siamo preparati all'arrivo della criminalità organizzata di stampo mafioso, perché culturalmente non fa parte del nostro DNA. In più c'è il fatto che loro si trovano qui un terreno che giudicano molto fertile, perché soprattutto il nord-est è zona dove normalmente si fa molta evasione fiscale, illusione fiscale, cioè ci si adatta ad un mondo che è abbastanza abituato all'illegalità se non alla criminalità e quindi loro trovano terreno fertile. Al di là di tutto, anche se non lo trovassero, in un periodo di crisi drammatica le imprese non è che abbiano grandi possibilità, cioè o interviene lo Stato anche in questa occasione a erogare prestiti e a garantirli, oppure intervengono loro, non c'è la via di mezzo. Cioè, quando un imprenditore non riesce a pagare i dipendenti, cosa deve fare? Va in banca, chiede il prestito, se la banca glielo nega come è probabile perché non è un prestito garantito, lui o chiude l'azienda oppure si mette nelle mani dello strozzino. Non sto giustificando, sto analizzando la realtà. Di solito succede così. Bisogna che in questa situazione eccezionale lo Stato metta in campo delle misure eccezionali, cioè che si renda conto che nel momento in cui viene a mancare il tessuto economico rischia di scoppiare tutto, non solo dal punto di vista sociale, ma rischia di scoppiare interi settori produttivi che hanno bisogno di continuare a lavorare, di avere denaro liquido, di avere sempre nuove entrate, di far girare il denaro e che improvvisamente si trovano senza soldi. La criminalità organizzata, prendiamo l''ndrangheta che in questo momento è la più pericolosa, la più feroce, la più ricca del mondo.
L''ndrangheta solo con lo spaccio di cocaina si stima che fatturi almeno 50 miliardi di euro l'anno. Questi soldi è pronta a investirli. Nel nord-est li investe soprattutto nel settore del turismo, finora è stato così, ma mi aspetto che domani mattina li investa in tutti i settori che vanno in difficoltà. Ecco, hai citato dei dati. Da questo punto di vista si può pensare come per gli Stati si calcola una perdita percentuale nel PIL, in questo caso invece se quindi ci possa essere per il PIL della criminalità organizzata un segno più da questo punto di vista. In questo momento è un momento di stagnazione questo mese che è appena passato. Ma per la criminalità in questo momento è crisi come per tutti gli altri, pensiamo solo al mondo dello spaccio, ovviamente il trasporto di merce che sia buona, lecita o che sia illecita in questo momento è un po' complicato, quindi secondo me sono fermi e stanno aspettando di capire dove si possono inserire. Credo che stiano studiando, tenendo presente che hanno già un'esperienza notevole da questo punto di vista, perché nel nord-est, nel nord Italia in generale, sono presenti ormai da più di 20 anni e quindi conoscono perfettamente gli imprenditori, conoscono i meccanismi, fanno parte della comunità, fanno parte della società e quindi non sono corpi estranei che arrivano qui con l'elmo in testa, con le corna, con la baionetta, no, fanno parte a tutti gli effetti del nostro mondo e quindi hanno grande possibilità economica e in questo momento sono anche gli unici che sono in grado di intervenire, molto prima dello Stato, se lo Stato non si dà una mossa. Basta che vediamo i segnali nel sud Italia, sono esattamente questi, e cioè la criminalità organizzata che già si butta dentro nella richiesta di cibo, no? Cosa vuol dire? È sempre lo stesso meccanismo, la criminalità organizzata tenta di sostituirsi allo Stato, se lo Stato non è abbastanza pronto, abbastanza forte, è chiaro che immediatamente si va in difficoltà. Noi continuiamo ad avere uno Stato che è prigioniero della burocrazia. Loro non hanno la burocrazia, non hanno le carte, non bisogna firmare niente. Faccio un esempio perché mi è toccato personalmente nei giorni scorsi. Con un'associazione locale, qui con gli Amici del Cuore, alla quale do una mano, sono andato a comprare e poi a consegnare dei pulsisometri, si chiamano, insomma sono dei marchingegni che costano veramente poco, dei saturimetri da dito, che servono a misurare l'ossigeno nel sangue. Gli ospedali ne hanno bisogno perché quando cambia la quantità di ossigeno immediatamente si vede che il paziente va in sofferenza. Costano 50 euro l'uno, quindi una monata. Per regalarli all'ULSS bisogna compilare una tonnellata di carte. Sì. Mi spiego, la criminalità organizzata non ha bisogno di questo, non ha bisogno di nessuna garanzia, si inserisce immediatamente. Ecco, una delle cose secondo me che dovrebbe fare immediatamente il governo è quello di togliere di mezzo una quantità di burocrazia incredibile, cioè proprio azzerarla e permettere alle aziende, garantendo i prestiti, di avere facile accesso al prestito, altrimenti ci ritroviamo nelle condizioni di qualche anno fa. Maurizio, ti chiedo un'ultima valutazione. Dovrà anche in qualche modo, a livello locale sto parlando, anche la criminalità organizzata in qualche modo riconvertire parte del proprio intervento? Tu hai trattato spesso appunto temi anche dove c'era l'inserimento appunto della criminalità nel turismo piuttosto che in altre situazioni. Ecco, ci possa essere una possibilità anche che debbano cercare a loro volta nuove strade? Non ho idea, credo che sicuramente si dirigeranno nei settori che giudicano più appetibili perché rendono di più immediatamente, quindi sì, in questo momento servono apparecchi sanitari e vedrai che si buttano sulle aziende che producono apparecchi sanitari, ma non credo che abbandonino il grande investimento sul turismo, cioè prima o poi
il turismo ripartirà e quindi i grandi investimenti che hanno fatto nei campi da golf, nei villaggi turistici, negli alberghi, credo che ritorneranno, immagino. Ma dobbiamo pensare, non è che siano dotati neanche loro di capacità di predizione. Penso che aspetteranno di vedere come va l'economia. Quel che è certo è che loro hanno i soldi liquidi, cioè in questo momento sono forti perché hanno la liquidità, cosa che invece nessun altro ha. Se le banche non vengono garantite, non sono in grado di offrire liquidità, è molto probabile che tante nostre aziende finiscano nelle loro mani. Grazie Maurizio Diannese, buona giornata. Grazie a voi.